Era il 1961, quando nella base di Rivolto, tra Udine e Pordenone, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Italiana costituiva la pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, oggi, in assoluto, la più prestigiosa formazione al mondo. Ogni mattina, 365 giorni l'anno, un rituale consolidato. Dal briefing del comandante, ai controlli strutturali degli aerei, al volo in formazione. Le Frecce sono un gruppo unico, per tecnica, spettacolarità e perfezione dei sincronismi. La celebrità nasce dal talento, forse innato, di un gruppo di piloti che con passione, costanza e un duro addestramento hanno saputo realizzare un sogno. Volare, disegnando nel cielo una serie di figure armoniosamente complesse, un corpo di ballo che piroetta a oltre 600 km all'ora. Punto di riferimento della formazione, il comandante riveste un ruolo centrale nel mantenimento degli alti standard di qualità raggiunti. Il mestiere di comandante è un'attività che mi coinvolge totalmente, che mi fa gestire il gruppo nella sua totalità, quindi mi occupo dell'addestramento dei piloti e del mantenimento degli standard di spettacolarità e di sicurezza della formazione, mi occupo della gestione delle problematiche tecniche che via via la flotta si trova ad incontrare, curo gli aspetti di pubbliche relazioni e curo l'interfaccia del gruppo con gli altri enti dell'aeronautica militare. I rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia sono dei rapporti eccezionali, non potrebbero essere migliori in questo momento, ci lega un unico sentimento che è quello di portare ancora più in alto questa regione e le sue potenzialità. La più numerosa compagine acrobatica del mondo esibisce in cielo 10 velivoli, che sprigionano all'unisono forza ed eleganza. Ogni pilota, chiamato pony, occupa una posizione precisa nella formazione. Il 10° riveste il ruolo di solista. Il mio ruolo all'interno del programma acrobatico è quello di presentare al pubblico le doti di maneggevolezza del velivolo in dotazione, che ricordo essere l'italiano Air Macchi MB339, intervallando le mie manovre a quelle della formazione di 9 velivoli. Il programma acrobatico prevede l'esecuzione di 18 manovre, i cui nomi anticipano da soli la spettacolarità delle figure alle quali si ispirano, con riferimenti all'aquila, al ventaglio, al diamante, all'occhio di bue, fino alla manovra finale, nella quale i colori della bandiera italiana abbracciano il pubblico. Eredi dei primati aeronautici nazionali, le Frecce Tricolori, protagoniste di manifestazioni in ogni angolo di mondo, sono un motivo d'orgoglio per l'intera nazione, in particolare per il Friuli Venezia Giulia, che le considera ormai parte integrante della realtà regionale.
Nell'estremità settentrionale della regione, tra Italia, Austria e Slovenia, le cime delle Alpi Giulie uniscono un insieme variegato di culture e tradizioni. Le rocce aspre sono una meta privilegiata dagli alpinisti fin dalla metà dell'Ottocento, quando Julius Kügi aprì una serie di vie ferrate su tutte le cime principali. Durante tutto l'anno sono molte le attività offerte agli sportivi e alle famiglie che qui entrano in contatto con un ambiente naturale unico. Il Parco delle Prealpi Giulie è l'habitat di fiori rari e animali protetti, regno di linci, sciacalli e alcuni esemplari di orsi. Le abbondanti nevicate e il clima rigido invernale richiamano ogni anno gli appassionati di sci nordico, che esplorano i luoghi nascosti all'interno dei boschi e lungo le rive dei laghi di Fusine. Sulle montagne del Tarvisiano la natura si intreccia con la storia. Il santuario che sorge sulla cima del Monte Lussari è un luogo di culto dal XIV secolo. I pendii innevati del Tarvisiano sono anche il palcoscenico di un moderno comprensorio sciistico che ha permesso una candidatura alle Olimpiadi invernali. Se d'inverno la temperatura supera raramente i 10 gradi sotto lo zero, nella stagione estiva il ghiaccio cede il posto allo specchio d'acqua dei numerosi laghi della zona. La foresta dei tre confini, estesa per 24.000 ettari, circonda i laghi ed è ricca di sentieri da percorrere a piedi. Intorno a Tarvisio, il capoluogo dell'area di origine romana, le montagne soddisfano le esigenze di tutti i loro visitatori, dai rilassanti percorsi di trekking all'alpinismo più estremo. Le Alpi Giulie sono montagne che per motivi storici e geografici sono rimaste a lungo nascoste e isolate rispetto al resto della più famosa catena alpina. Senz'altro sono state una scuola fondamentale per il nostro alpinismo perché ci hanno insegnato un alpinismo ancora esplorativo e fuori dalle mode, forse proprio perché nascoste e isolate. Abbiamo 900 metri circa di dislivello. Anche a ovest del Tarvisiano, nella regione della Carnia, i percorsi di alpinismo e trekking sono numerosi e differenziati per tutti i livelli tecnici. Un'ottima occasione per esplorare in famiglia luoghi affascinanti, lontani dalla modernità. Il sentiero che dal rifugio Tolazzi porta al Monte Coglians, il più alto della regione con i suoi 2780 metri, è uno dei più conosciuti percorsi di trekking della Carnia. L'area deve il suo nome a un termine di origine celtica che significa roccia. Situata a occidente delle Alpi Giulie, presenta rilievi privi di ghiacciai e alte vette, ricoperti alle quote più basse da boschi di abeti e larici, che vengono sostituiti dalla flora alpina a 1500 metri di quota. Qui il ritmo della vita quotidiana è scandito tradizionalmente dalle attività della pastorizia. Gli alpeggi della Carnia sono la meta della transumanza delle mandrie, che nel periodo estivo si spostano oltre la quota dei 1500 metri. Nelle tipiche casere, il latte della mungitura viene lavorato artigianalmente per ottenere i formaggi di malga, di diverse tipologie, ma accomunati dal caratteristico aroma di erbe. Il gusto è pronunciato, gradevole, in alcune varietà con un fondo leggermente amaro. Dopo la cottura, la cagliata viene pressata, salata e fatta stagionare per un periodo minimo di 30 giorni. Il lavoro in malga si tramanda di generazione in generazione. Un lavoro molto duro, lontano dalla modernità. Negli ultimi decenni è calato drasticamente il numero delle casere ancora attive. Tuttavia, la passione dei malgari rimasti e dei giovani che scelgono di mantenere vive le tradizioni locali è ancora solida.
Il lago artificiale di Sauris, la cui diga è stata completata negli anni 50, segna l'ingresso nelle Alta Valle del Lumiei, una zona della Carnia dove nel XII e XIII secolo si stabilirono gruppi di tedeschi provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo, lasciando in eredità una forte identità culturale che si ritrova anche nell'artigianato e nella musica tradizionale. Con i suoi 1400 metri di quota, Sauris è il comune a maggior altitudine della regione. Complice l'isolamento della valle, scavata da gole profonde, rimane ancora oggi un'isola linguistica tedesca. Le usanze rivivono nelle vecchie case in pietra e legno con il tetto sporgente. Le tradizioni artigianali continuano nelle mani abili degli abitanti delle borgate, dalla scultura e lavorazione del legno alla realizzazione di tessuti. Oggi, come secoli fa, le donne realizzano tappeti, arazzi e abiti lavorando ai telai in legno, antichi quanto resistenti. Oltre alle tradizioni culturali, il nome di Sauris è noto soprattutto ai buongustai per la produzione del prosciutto affumicato locale. Prodotti secondo un metodo di antica tradizione, i prosciutti vengono salati e successivamente lasciati per un mese nei locali di affumicatura, dove sono esposti ai fumi della combustione di piante resinose e bacche. Il procedimento conferisce un sapore caratteristico che si potrà gustare dopo 10 mesi di stagionatura. Il rigoglioso paesaggio circostante accoglie con naturale semplicità la diga, un'opera imponente che abbraccia il lago e i suoi 73 milioni di metri cubi d'acqua limpida. Ma al di là del cemento, i sentieri di montagna indicano la via per rivivere un rapporto privilegiato con la natura incontaminata della Carnia. L'idea è nasciuta per cercare di portare i turisti là in di robe che magari se l'avevano capito non avevano né il tempo né la forza per arrivare ad ora è nasciuto per poter portarla in alte monti o in queste campagne, queste strade delle nostre campagne. La varietà del paesaggio, le forme dei rilievi e i colori dei boschi fanno della Carnia quasi un concentrato della catena alpina, caratterizzata da un clima particolarmente mite. E se durante una cavalcata l'andatura al passo è d'obbligo sui pendii più pronunciati, le radure pianeggianti invitano a spronare i cavalli al trotto e al galoppo. Ma cavalcare mette appetito, soprattutto se la gita si conclude con un pranzo in compagnia, gustando le prelibatezze della cucina locale.
Risalendo l'alto corso del Tagliamento, il fiume che identifica la regione e che separa le province di Udine e Pordenone, il viaggio prosegue alla scoperta dei sapori tradizionali. Il piatto tipico per eccellenza della Carnia è senz'altro i tiersons, che possono essere fatti in due versioni, quelli dolci o quelli salati. Noi qua a Forniavoltri usiamo farli nella versione dolce. Piatto tipico di Fornavoltri è il frico, che noi lo proponiamo in due versioni. Quello friabile, che viene fatto con un formaggio di una stagionatura di 8 mesi e cotto nell'olio bollente, e l'altro in cui vengono amalgamate le patate e il formaggio. Come dolce noi proponiamo la pite, ed è un dolce particolare in quanto la sua pasta non richiede le uova. Il ripieno invece viene fatto con le mele, i pinoli e l'uvetta passa. Il capoluogo storico della Carnia è la cittadina di Tolmezzo, alla confluenza del But nel Tagliamento. La sua posizione strategica, snodo cruciale di collegamento tra la pianura e l'Oltralpe, l'ha resa fiorente e privilegiata nell'attività commerciale fin dal Medioevo, come testimoniano i palazzi d'epoca. A Tolmezzo, nel centro storico quattrocentesco chiamato Borgat, Palazzo Campeis ospita il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Le sale raccontano le origini contadine della regione, dove i nuclei familiari si identificano nel focolare domestico, il Fogolar Furlan. Negli sguardi delle persone ritratte nei dipinti della Sala Ciceri si ritrova il carattere degli abitanti della Carnia. Un carattere solido, tenace come le montagne che circondano le valli. Un po' chiuso forse, ma ospitale e solidale. Dopo il terremoto del 1976 che provocò quasi 1000 vittime e 45.000 senza tetto, la ricostruzione dei paesi in questa zona è stata intrapresa con vigore e a volte con originalità. Quella di Bordano è una delle colonie di farfalle più numerose d'Europa. Oltre 500 specie di lepidotteri vivono sul Monte San Simeone, segno variopinto di un ambiente naturale pulito e rigoglioso. La Casa delle Farfalle è un vero e proprio museo vivente, nel quale si compie una sorta di viaggio agli antipodi della Terra. Nelle serre sono stati ricreati diversi habitat naturali, dove vivono animali e insetti propri delle zone africana, indo-australiana e amazzonica. Considerata la più significativa tra le città murate della regione, Venzone ha ritrovato il suo splendore rinascimentale. Strade pavimentate con lastre di pietra locale, cortili silenziosi, palazzi dalle facciate armoniose. Una città ricostruita dopo il terremoto con estrema precisione, riutilizzando le stesse pietre del passato.
Anche la vicina Gemona, epicentro delle scosse sismiche, condivide una storia di ricostruzione pressoché totale. Una rinascita che conferma il rispetto dei friulani per le proprie origini e che guarda al futuro. Come il Duomo, oggi protetto da una solida, quanto invisibile, struttura antisismica. La Biblioteca Guarneriana è l'edificio simbolo di San Daniele del Friuli. Il suo fondatore, Guarnerio dei Signori d'Artegna, espresse nel 400 lo spirito dell'umanesimo, con una preziosa raccolta di codici antichi. Da collezione privata, il patrimonio librario è stato poi reso accessibile nella prima biblioteca pubblica della regione. Gli studiosi locali ritengono che il volume dell'Inferno dantesco e dei primi 3 canti del Purgatorio siano corredati dai commenti del figlio, Jacopo Alighieri. Fin dal XII secolo, San Daniele è stato un libero comune e un importante luogo di mercato. Il centro storico, che domina la parte più moderna della cittadina dall'alto di un colle, è sede di edifici medievali e di palazzi settecenteschi. Il nome di San Daniele è legato indissolubilmente alla produzione dell'omonimo prosciutto, protagonista di feste e sagre tradizionali. Un prosciutto a denominazione d'origine protetta, legato al territorio di produzione e tutelato da un consorzio che garantisce il rispetto dei metodi e delle materie prime. L'unicità di San Daniele è data dalla sua posizione geografica, a metà strada tra le Alpi e l'Adriatico, sulle colline friulane nel centro del Friuli, un posto unico per stagionare prosciutti. Fin dai tempi dei Romani, infatti, si hanno testimonianze di lavorazione di cosce qui e solo qui, a San Daniele del Friuli. Apprezzato e ricercato già anticamente, il San Daniele è un prodotto dal sapore dolce e raffinato e dall'aroma inconfondibile, gustato sulle tavole di tutto il mondo. Se il prosciutto è la star della tavola, alcuni attori non meno importanti, dai vini ai cibi, ne esaltano la qualità. Beh, i vini innanzitutto quelli friulani, il Tokai e il Sauvignon primi di tutti, perché con il loro sapore di noci ben si accompagnano al profumo gradevole di mandorle che ha il prosciutto di San Daniele. Per quanto riguarda gli abbinamenti gastronomici, è meglio trattarlo al naturale, viste le sue caratteristiche che si esaltano mangiato così com'è, dopo 12 mesi di stagionatura, con la fatica che hanno fatto i mastri stagionatori a portarlo a queste condizioni. Sui colli a strapiombo sul fiume Natisone, la cittadina di Cividale rivela la sua importanza storica già nel nome. Quello originario, attribuitole in epoca romana, Forum Iuli, si è esteso a tutto il territorio circostante, fino all'attuale Friuli, del quale era considerata la città per eccellenza. Dal VI secolo d.C., Cividale è la sede del primo ducato longobardo in Italia, un'epoca gloriosa terminata dall'ascesa di Udine, ma della quale rimangono molte tracce. Sul lato di una roccia a strapiombo sul Natisone è situato un importantissimo capolavoro d'arte alto medievale. Il tempietto longobardo è un piccolo oratorio nato sulle spoglie di un luogo di culto più antico. L'interno accoglie affreschi, stucchi e statue che hanno superato il passare di 12 secoli. Fra il 300 e il 400, lo scettro di centro principale della regione è passato a Udine. Capitale della patria del Friuli, nei 4 secoli successivi la città è stata governata dalla Serenissima. Le sue strade e le sue piazze portano i segni del gusto veneto, nei palazzi rinascimentali e nei lunghi portici d'epoca, dove si concretizzano la socialità raffinata degli udinesi e la vita di mercato.
La Loggia del Lionello, sede del Palazzo del Comune, in stile gotico veneziano, è un luogo emblematico dell'autonomia della città e della regione. La storia dell'agonismo sportivo friulano è ricca di campioni e vittorie celebri. Anche senza essere professionisti, non mancano gli spazi per gli amanti delle due ruote. Tra coste marittime, sentieri di montagna, vaste pianure e colline verdeggianti, magari facendo tappa in una cantina per una degustazione da medaglia d'oro. L'area collinare orientale della provincia di Udine è una delle tante zone friulane note per l'attività vitivinicola. In tutta la regione, oltre 13.000 ettari di terreno sono coltivati a vigneti, su territori diversi per morfologia e clima, che regalano una grande varietà di vini, suddivisi in 8 zone DOC. Zone di successo che valorizzano le caratteristiche dei vitigni autoctoni e di quelli provenienti dall'estero, come il Sauvignon, lo Chardonnay o il Merlot. Tra i più celebri, quelli coltivati sulle colline goriziane, non lontano dal confine sloveno, nel Collio. Il Collio vuol dire collina ed è una zona particolarmente adatta alla viticoltura perché ci troviamo in un posto che ha un clima metà mediterraneo e metà continentale. Quindi questa è una situazione molto favorevole. Ci sono a nord-est poi le Prealpi Giulie, a sud naturalmente il mare Adriatico molto vicino a 20 km. Con il tipo di terreno, la mare e l'arenario, è veramente un habitat ideale per una viticoltura di qualità. Direi tutte e due le cose e anche poi gli amici che vedete a tavola sono la dimostrazione di questo. Il vino è un motivo di unione, è un motivo di cultura, è un motivo di benessere, naturalmente come tutte le cose bevuto nella giusta misura e per noi veramente, per la nostra regione, per il Friuli, per il Collio in particolare, è un elemento fondamentale e anche un elemento di grande immagine. La mano del 2003 marzo venuta, cincino a tutti. Ma io vorrei che sei In molti hanno sentito, non solo dal vivo, le voci del coro polifonico di Ruda, che risuonano sempre più di frequente nelle trasmissioni televisive nazionali e internazionali. Nel corso del Novecento il suo successo è cresciuto rapidamente, portando le melodie oltre i confini italiani ed europei. Dai brani cinquecenteschi a quelli del Novecento, passando per la musica romantica, l'armonia delle voci risuona nel borgo medievale di Gorizia. Incorniciate dalle mura del castello medievale, che domina la città dall'alto, le voci del coro diretto da Fabiana Noro scivolano su un pentagramma ideale, fatto di costanza nella preparazione dei brani e di concordia tra tutti i componenti del gruppo. Perché il suo successo è dovuto anche alla passione che unisce, attraverso la musica, talenti che provengono da paesi e culture diverse e che ha il potere di annullare le differenze anche tra chi ascolta. Uno dei monumenti più significativi dell'arte barocca nel Goriziano è la chiesa gesuita di Sant'Ignazio.
Piazza della Vittoria, di impianto triangolare, era il palcoscenico di floridi scambi commerciali. Considerata la Nizza austriaca per le sue proprietà climatiche e la sua eleganza, la città è circondata da un ambiente naturale rigoglioso, ricco di boschi bagnati dalle acque dell'Isonzo. Scendendo verso il mare, si attraversa un territorio passato recentemente da terra di confine a polo del nuovo assetto dell'Unione Europea. Nel 400 la fortezza di Gradisca è stata costruita dai veneziani per difendersi dagli attacchi dei turchi e contrastare le mire espansionistiche degli Asburgo. A fine Cinquecento nacque la città fortificata di Palmanova, l'estremo baluardo veneziano orientale. Cinta da mura e profondi fossati, è un esempio affascinante di fortezza perfetta, basata su una pianta poligonale a stella con 9 punte. Un altro capitolo di storia friulana racconta la produzione di distillati con il successo emblematico dei Nonino. La nostra famiglia distilla grappa dal 1897, ma la grande rivoluzione l'hanno fatta i miei genitori Giannola e Benito Nonino, che nel 1973 hanno inventato la grappa monovitigno, distillando separatamente le vinacce del Picolit, il vitigno più nobile del Friuli. La distillazione è un'arte alchemica in cui non è sufficiente essere dei grandi distillatori per ottenere un prodotto di altissima qualità, ma è importantissimo utilizzare l'alambico giusto, che deve essere rigorosamente artigianale, discontinuo, e una materia prima molto selezionata, freschissima, portata in distilleria appena svinata. Una delle chiavi per conoscere la pianura friulana apre le porte delle ville, simbolo del lusso ostentato dalla nobiltà storica veneziana. Ricostruita tra 6 e 700, la dimora di Ludovico Manin, ultimo doge prima della caduta della Serenissima, è tra le più affascinanti. Oggi ospita importanti rassegne d'arte ed eventi organizzati dalla regione. La vocazione industriale e il rapido sviluppo urbano hanno portato nel 1968 all'istituzione della provincia di Pordenone. Nella più veneta delle città friulane, una protagonista del boom economico degli anni 50 e 60, il legame storico con Venezia lascia tracce anche nell'accento della parlata pordenonese. Lungo il corso del Reghena, l'abitato di Sesto al Reghena si è sviluppato a ridosso dell'abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis dell'VIII secolo. Il nome deriva dalla selva che circondava la chiesa, eretta già secoli prima da una comunità cristiana. Il parco letterario, intitolato a Ippolito Nievo, ricorda che l'acqua è un elemento costante nelle vicende che raccontano la regione. Nelle Confessioni di un italiano, un bestseller dell'Ottocento, l'autore di origine friulana canta quella limpida del Natisone e dedica un brano alla fontana di Venchieredo. Sulle coste del Friuli Venezia Giulia, il bacino del Mediterraneo incontra il cuore dell'Europa. Le lunghe spiagge di finissima sabbia dorata sono da diversi decenni un paradiso balneare, scelto dai turisti per vacanze sportive e salutari.
Lignano Sabbiadoro è nata nel boom turistico degli anni 50, su una grande spiaggia che aveva fatto innamorare anche Ernest Hemingway. Oggi è una delle principali località balneari italiane, grazie alla completezza dell'offerta turistica. Tra gite in barca, partite a golf, parchi a tema e divertimento notturno, è riservato un'attenzione particolare alle esigenze di giovani, sportivi e famiglie. Preziosa risorsa durante tutto l'anno, la laguna di Marano vanta decine di valli di pesca, dove si allevano orate, branzini, cefali e anguille. Tra il pescato si distinguono anche crostacei e molluschi, raccolti tradizionalmente dagli abitanti durante la bassa marea. La laguna è anche un luogo di passaggio di numerosi uccelli migratori. La laguna si è formata tra il IV e il VI secolo per l'instabilità naturale dei fiumi Isonzo e Tagliamento, che in epoca romana sfociavano in quest'area. Se all'epoca dei Romani ospitava il sistema portuale della vicina Aquileia, oggi la laguna è il regno del turismo naturalistico. La riserva naturale è un ecosistema unico, dove trovano rifugio migliaia di uccelli, che si possono osservare dalle postazioni di birdwatching. Fondata nel 181 a.C., Aquileia era un fulcro amministrativo e commerciale della civiltà romana, punto d'incontro di scambi da e per l'Oriente, il centro Europa e il Baltico. La sua ricchezza storica e culturale è confermata dall'UNESCO, che l'ha dichiarata Patrimonio dell'Umanità. I resti archeologici sono i più importanti del nord Italia e testimoniano il suo passato glorioso negli anni dell'impero, quando era conosciuta come la Seconda Roma. La basilica è il segno più concreto della cultura cristiana radicatasi a partire dal IV secolo d.C. Distrutta dalle invasioni degli Unni, è stata ricostruita in epoca medievale. Sorta di anteporto di Aquileia, Grado è un'isola lagunare collegata da un terrapieno alla terraferma. Definita perla dell'Adriatico, è da sempre una località privilegiata dal turismo balneare e termale. Stretta tra le mura fortificate, la Basilica di Santa Eufemia ha lontane origini paleocristiane. Poco lontano, Santa Maria delle Grazie conserva i mosaici bizantini dell'abside, gli unici in tutta Grado a rappresentare non motivi geometrici ma pesci. Se compare raramente nell'arte visiva gradese, il pesce è però protagonista in cucina, a cominciare dal tradizionale boreto. Prendiamo il rombo, lo mettiamo nel tagliere e il chef lo taglia a tranci. Allora lasciamo riposare un attimino i tranci di rombo finché si asciugano, poi prendiamo una pentola e nel frattempo le mettiamo dell'olio, dell'aglio finché diventa nero e poi l'aglio lo togliamo dalla pentola. Allora, facendo molta attenzione, si appoggia il pesce delicatamente nella pentola come sta facendo lo chef. Infatti è un'azione un attimino pericolosa perché l'olio è molto bollente e da qui dobbiamo lasciarlo rosolare. Allora adesso il chef metterà dell'aceto, anche questa è un'azione un attimino diciamo pericolosetta. Infatti mettiamo un coperchio per poi mettere successivamente acqua calda.
Allora, questa è la pietanza tipica di Grado, ossia boretola gresana per i gradesi o boretola gradese, ed è la pietanza tipica appunto di Grado. E va servito esclusivamente con la polenta bianca. L'atmosfera gioiosa, la musica della banda e la certezza di una tradizione che da secoli si presenta puntuale ogni anno a luglio sono le costanti della più importante festa di Grado. Sulla laguna si svolge il Perdon, una processione di barche istituita nel 1237 in seguito a un voto per la cessazione di un'epidemia di peste. Da allora l'intera comunità gradese partecipa con passione alla spiritualità dell'evento storico e religioso. La statua della Madonna degli Angeli, custodita nella Basilica di Santa Eufemia, viene condotta attraverso la laguna al santuario sull'isola di Barbana, un antico luogo di culto legato a un'apparizione della Madonna nel corso del VI secolo. Dopo le funzioni religiose, la processione di imbarcazioni, decorate per l'occasione con ortensie benedette, tornerà a Grado per condurre nuovamente la statua nella Basilica. Dalle acque salmastre della laguna di Grado basta sollevare lo sguardo per vedere la scia degli aerei in direzione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che dagli anni 60 serve il trasporto civile di tutta la regione. La memoria dei caduti di tutte le guerre richiede rispetto e silenzio, più che parole. A Re di Puglia la memoria ha l'aspetto solido e concreto del sacrario militare. Le gradinate conservano le spoglie di 100.000 vittime che persero la vita nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale, sul Carso e a Gorizia. Costruito 20 anni dopo, il monumento rispetta e mantiene vivo il ricordo dei suoi soldati, molti dei quali rimasti senza un nome. Tra le lagune e il Golfo di Trieste, i cantieri navali di Monfalcone, tra i maggiori in Italia, sono famosi dagli anni 20 e 30 per i loro transatlantici. Oggi la tradizione continua con la costruzione di eleganti navi da crociera. Che lo si attraversi via mare o lo si osservi dalle rocce del Carso, il Golfo di Trieste riserva piacevoli sorprese. Seppur gridassi, chi mi udrebbe dalle gerarchie degli angeli? Si narra che i primi versi delle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke
siano stati ispirati durante una passeggiata lungo la scogliera nei pressi del castello di Duino, a strapiombo sul mare. Lo scrittore praghese era stato ospitato qui dai principi della Torre e Tasso, i cui discendenti abitano ancora parte della lussuosa dimora. Lungo il sentiero intitolato a Rilke, sulla bianca scogliera carsica, sembrano risuonare, sferzate dal vento, le sue domande sulla vita e l'amore. Sulle acque limpide della sua riserva marina si affaccia il castello di Miramare, realizzato nell'Ottocento dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo-Lorena. Il suo amore per il mare si riflette all'interno di ogni stanza, dai balconi che si affacciano sul golfo all'arredamento che richiama immagini della navigazione, come l'ancora e i gabbiani. Il castello è oggi un museo che mostra lo stile eclettico, tra lo sfarzoso e l'esotico, della residenza principesca di Miramare. L'importanza storica di Trieste è cresciuta insieme al porto, sbocco sul Mediterraneo di tutto il centro Europa. Oggi stretta tra il mare e la Slovenia, Trieste è ricca di diversità che convivono senza attrito. L'atmosfera aristocratica nasconde una vena popolare e il passato, con i suoi musei e monumenti storici, convive con il futuro. D'altronde, per raccontare Trieste e le vicende dell'intera regione, spesso bisogna utilizzare il termine dualismo. Tra 800 e 900 la sua ricchezza culturale ha fatto da crocevia a molti scrittori di rilievo internazionale, tra i quali Umberto Saba, Italo Svevo e James Joyce. I caffè, nati alla fine del Settecento, sono luoghi privilegiati della socialità triestina. Attorno ai loro tavoli si ritrovano da sempre cittadini, politici, artisti e letterati. Sull'altura del Colle Capitolino, la cattedrale di San Giusto è uno dei più importanti simboli architettonici della città. La facciata semplice nasconde la duplicità interna dell'edificio, nato dall'unione di due chiese preesistenti, avvenuta nel XIV secolo. Trieste nasceva oltre 2000 anni fa come colonia romana. Il nome originario, Tergeste, deriva da un'antica parola che significa mercato, come testimonia la basilica civile che si affaccia sul foro. Ogni sera la città accende riflettori su uno spettacolo che ha per protagonisti i monumenti, le strade, il municipio, Piazza Unità d'Italia e il mare. La seconda domenica di ottobre, Trieste e il suo mare accolgono puntuali la regata che dal 1969 ha raccolto un numero di partecipanti sempre più alto. Fino a 2000 scafi alla partenza, oltre 20.000 velisti in acqua partecipano alla Barcolana, un evento che non è soltanto agonismo, ma soprattutto una festa del mare. Aperta a tutti, ricorda nello spirito la maratona di New York,
dove la presenza ha un valore più alto della vittoria. Che le vele siano spinte dalla violenta bora triestina o fiaccate dalla bonaccia, la barcolana non perde il suo fascino e il suo valore simbolico. La regata più affollata del mondo rappresenta quell'apertura privilegiata di relazione con il centro Europa che da sempre si realizza nell'Adriatico triestino. Un'apertura che rende gente unica gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, in una regione altrettanto speciale.